Giorno 17. Mi sono svegliato alle 3 di notte perché mi era caduto il tappo e c'è un sacco di rumore di acqua che scorre, e quindi mi sono fatto dei tappi di fortuna con dei fazzoletti e ha funzionato. Adesso avevo messo la sveglia presto perché sono comunque in un parco pubblico. Non vorrei ci fosse passaggio di gente così. Magari ancora un attimino. Pronti? Alla fine ho rimandato fino alle 7 e ho sbaraccato, adesso sono le 7:30. Ho dormito abbastanza bene, anche se mi sono svegliato alle 3 appunto e poi di nuovo alle 6, ma mi sento abbastanza fresco. Però ho finito l'acqua, quindi adesso dobbiamo andare a cercare una fontanella o un bar. E perché se non se lo ricordasse, forse non l'ho neanche detto, ma siamo arrivati a ora. Non mi è del tutto chiaro la popolazione che abita nel Sud Tirolo, se sono tedeschi italianizzati o viceversa, perché ci sono persone che parlano subito in italiano ma che sanno il tedesco, e altre che parlano in tedesco e che quando parlano italiano hanno un forte accento tedesco e parlano un po' male. Quindi le indicazioni che mi hanno dato per la pista ciclopedonabile erano giuste. Adesso dovremmo arrivare dritti fino a Bolzano. Come ieri, anche oggi una tappa abbastanza breve perché sono meno di 20 km e poi ce la godiamo un po'. Domani e dopodomani resterò fermo a Bolzano perché venerdì, che è dopodomani, ci sarà un piccolo evento con il mio sponsor Friulando, che ha lo scopo di valorizzare il Friuli Venezia Giulia, e quindi mi manderanno dei prodotti tipici da distribuire ai miei follower. Porca miseria, i meleti. Oggi pranzetto sobrio, ho chiesto il permesso al bar se posso. Porca miseria se fa caldino. Sì, genio anch'io che parto alle 2 quando mi manca solo un'ora di camminata. Potevo farla alle 5, alle 6, alle 2. Fa caldo caldo. E poi sono in mezzo ai meleti, quindi non c'è neanche ombra da alberi, foreste. Oggi non ho idea di dove accamperò perché arriverò abbastanza vicino a Bolzano e mi pare di vedere che non è che ci siano zone, sì, verdi per i meleti, ma non particolarmente selvagge e indisturbate. Quindi comunque ho accorciato il cappello, non so se si nota, è già più piccolino, ma penso che taglierò ancora una riga perché è ancora troppo grande. Mi sto domandando se sarà così anche tutta la strada verso Sondrio da Bolzano. Non penso però, perché una volta sono stato sul passo del Tonale che dovrò fare ed era un po' più variegato, c'erano più curve, più ombra, meno meleti. Vediamo se mi ricordo bene. Wehey! Mi è successo un fatto alquanto divertente e inaspettato. Praticamente stavo passeggiando tra i meleti quando sono passato davanti a una casa, una fattoria penso, e c'erano un gruppo di signori seduti al tavolo. Ciao Emilio! Ciao Emilio! Grazie. E mi hanno chiamato in tedesco, mi hanno chiesto probabilmente che cosa facevo, da dove venivo, e allora lì per lì mi sono un attimo fermato, gli ho risposto, gli ho detto che arrivavo da Udine e si sono presi benissimo, mi hanno fatto sedere, mi hanno offerto una birra, poi mi hanno spiegato tutte le possibili strade che posso prendere per raggiungere il passo del Tonale e poi mi hanno spiegato anche dove posso mettere la tenda stanotte, anche se non credo che ascolterò il loro consiglio, perché la soluzione definitiva per loro era mettermi vicino all'aeroporto, dato che c'è un prato rasato che non è proprietà di nessuno e quindi non c'è nessun contadino che verrebbe infastidito. Però al tempo stesso mi hanno detto che stasera probabilmente pioverà e lì è scoperto. Quindi, andando in direzione di questo aeroporto, ho visto una chiesa in lontananza con tanto di bosco attorno, quindi proverò ad andare lì per vedere se c'è qualche spiazzo interessante. Sì, bello, ma una salita un po' più pendente no, Ci siamo, vediamo se c'è un posticino.
Oggi sto sudando, prima volta. Mal che vada mi metto qua sotto, in questo angolino. Non è copertissimo, ma meglio di niente, no? Ecco, raggiungere le chiese è un po' un trucco perché vengono messe sempre nei punti un po' più panoramici. Guardate che roba. Nei prossimi giorni dopo Bolzano dovremo risalire da questo lato, così, tac 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 tac, e andare giù di là. E sarà una bella salita anche quella. E mi sa che sarà una notte movimentata. Allora, io l'ho messa un po' in anticipo, così se dovesse iniziare a piovere mi barrico dentro e mi nascondo. Però sembra ben piazzata. Ho messo il doppio dei paletti del solito, li ho piantati bene. L'unica pecca è che se dovesse piovere il vento, spingendo da questo lato, porterebbe tutta l'acqua addosso alla tenda. Dammi una mano. In compenso, se sopravvivo, domani e dopodomani passo 2 belle giornate a Bolzano. Venerdì ci sarà un piccolo evento e passerò 2 notti in hotel, così mi sistemo per bene e riparto poi alla grande. E anche per cena abbiamo pane, burro di arachidi e formaggio. Il vento è diminuito ed è uscito il sole, però vedo una nube in lontananza che si avvicina, quindi forse abbiamo giusto il tempo di mangiare. Ebbene, è venuta la pioggia, mi sono riparato sotto la tettoia della chiesa perché ero lontano dalla tenda e perché slavinava. Poi ha smesso, sono rientrato nella tenda e adesso sono le 8 e sono già nella tenda. Adesso devo trovare qualcosa da fare per le prossime 2 ore e mezza prima di dormire. Sì, non posso andare a dormire adesso, dai. Sono le 10:30 e oddio, sto flash. 2 ragazzi mi sono venuti a trovare e mi hanno portato una piadina e una cheesecake per domani mattina. Bellissimo. E anche un po' d'acqua che avevo finito, quindi mi va di lusso. Adesso posso dormire e sembra anche che abbia smesso di piovere. Ciao! Ciao bellissimi, buongiorno. Giorno 18. Alla fine ieri sera ha piovuto un po', ma non tantissimo come temevo. Quindi ho dormito abbastanza bene. Mi sono svegliato alle 3 e alle 6, però per il resto sono riuscito a dormire. E oggi raggiungiamo Bolzano. Ed ecco la cheesecake che mi hanno portato i 2 ragazzi di ieri sera. Buona colazione. Tac, e siamo alla prima grande tappa. Ciao bellissimi! Dovete sapere che ho fatto una pausa di ben 2 giorni qui a Bolzano, tra l'altro cittadina che mi è piaciuta tantissimo. Il centro storico non me l'aspettavo così pieno di curiosità, di chicche, di edifici particolari, di colori. Adoro gli accoppiamenti di colori color pastello, magari rosa vicino agli azzurri e ai verdi, veramente bellissimi. E il primo giorno ho fatto giusto un giro in città, ho visitato un po' in maniera abbastanza casuale il centro storico e Castel Roncolo, che mi è piaciuto tantissimo. E poi il secondo giorno l'ho dedicato a un piccolo evento durante il quale mi sono stati mandati dei prodotti friulani da condividere con le persone del luogo, con i ragazzi che mi avrebbero raggiunto. Ed è stato veramente coinvolgente, molto appassionante, anche perché non mi aspettavo tutta l'affluenza che c'è stata ed erano tutti veramente molto entusiasti. Mandi! Questo è il riassunto delle scorse 2 giornate. Adesso ritorniamo all'avventura. Ciao a tutti da Bolzano! Ciao da Bolzano! Sono le 3:15 e fa un caldo che porca la miseria. Non riesco a immaginare come sarebbe stato fare la pianura padana in questi giorni. La Francia sarà tosta in agosto.
Anyways, sono appena stato 10 minuti a decidere se scavalcare un muretto o se fare il giro. Alla fine l'ho scavalcato, perché se Google Maps mi dice di andare dritto, io vado dritto. Però devo parlare piano, che non so se sono all'aula da stare qua dentro. Uno dei contadini, come si chiamano quelli che hanno dei meleti? Un meletaro, un raccoglitore di mele, di quelli che mi hanno fermato in mezzo al meleto l'altro giorno, mi ha consigliato un'app per trovare sentieri e percorsi che non siano solo strade e statali, come ad esempio succede invece con Google Maps. Lamponi. Scusi signora, posso un lampone? Sì, grazie. Wow, non riesco a prenderlo. Sì. Acerbo. E insomma l'ho scaricata e che devo dire che va da Dio. Si chiama Mapi con la y.cz. È un'app della Repubblica Ceca, immagino, ma è fatta veramente bene. Cioè ci sono proprio tutti i piccoli sentieri, anche quelli tipo del CAI, e se si sceglie tipo di creare un percorso con le indicazioni, a seconda della tipologia di mezzo, quindi a piedi in questo caso, ti scegli i sentieri più belli. Ed è fighissimo, perché sono già da un bel pezzo su una stradina dove non c'è nessuno, con appunto i cartelli del CAI ogni tanto, ma che non avrei mai trovato con Google Maps o con gli occhi. Spettacolo. Anche se però va su dritta, quindi è molto ripida. Ecco, intendevo esattamente questo. Chi mai si sarebbe immaginato che per arrivare sul Passo Mendola, la strada più rapida, oltre che più ripida, era questo sentiero di ciottoli che passava per Cornagnano. Secondo me neanche nessuno mi avrebbe consigliato. Bello. Ah, e informazione interessante, mi hanno detto che in questa zona, nella Val di Sole, ci sono gli orsi e i lupi. Non so se l'hanno detto per spaventarmi o perché si sente dire così, o se è vero, però certo è che camminando in queste stradine di bosco inizio a pensare a che cosa farei se mi trovassi in quella situazione, perché c'è chi dice di fare suoni metallici con gli orsi, tipo chi dice invece di indietreggiare lentamente senza girarsi, e quindi uno o l'altro. E coi lupi invece credo che sarebbe la cosa più saggia, dimostrarsi non aggressivi, però tipo pericolosi, quindi muovere un po' il bastone, farmi grosso, non trasmettere l'idea di essere una preda. Magari non incontro nessuno, ma sicuramente il pensiero non mi alleggerisce il cammino, soprattutto le notti in tenda. Mancano ancora una decina di chilometri e 1000 di dislivello. Noi dobbiamo arrivare tipo lassù da qualche parte. E per fare un esperimento ho domandato informazioni a una persona del posto, a un contadino che lavorava qua, e mi ha consigliato di seguire la pista ciclabile fino a Caldaro e poi girare a destra verso San Nicolò e andare su. Controllarlo sulla mappa ha senso, però il percorso che mi farebbe fare questa nuova applicazione che uso mi fa tagliare tantissimo e comunque non passa sulla statale come mi consigliava lui. Quindi mi sa che sono già molto soddisfatto di questa scoperta. Interessante, devo dire che è interessante, un po' ripidino ma carino. Sono a San Nicolò, l'ultimo paese prima del passo. Sono le 7:10 e mancano ancora 2 ore di camminata con la maggior parte del dislivello, quindi potrebbero essere anche un pochettino di più. E quest'app mi piace anche perché mi fa vedere le fontane. Sì! Ecco, dobbiamo superare quella montagna. Cena di oggi: banane e formaggio mentre saliamo Mendola. No. Spero che non venga buio troppo presto, perché nel bosco sarà ancora più buio.
non siamo in cima, ma questo posticino è carino. In realtà non è proprio pianeggiante, però forse qua potrei mettere la tenda tipo sotto il crocifisso. È abbastanza dritto. È un po' aperto, ma non penso che piova stanotte. E abbiamo l'acqua e abbiamo una panca. Ok, sì, ci fermiamo qua. In realtà metterò la tenda qui. E ci sono anche le faroline di bosco. E domani ci mancano solo gli ultimi 400 metri di dislivello. E poi tutta discesa.